Ospedali e sanità diventano uno dei terreni di scontro di una campagna elettorale che giorno dopo giorno si fa più tesa e più combattuta, ed è proprio in quest'ambito che vanno contestualizzati i dati resi noti oggi dalla compagine che caldeggia la rielezione del governatore uscente. L'operazione ospedali aperti di notte, spiegano i sostenitori di Zaia, ha consentito di diminuire del 7% le liste d'attesa in Veneto, soprattutto nelle fasce delle visite da erogare entro i 10 e i 30 giorni. Il calcolo è basato sul confronto con il 2013, in termini assoluti si parla di 10.000 prestazioni fatte rientrare nelle giuste attese. Direi che questo è l'obiettivo che abbiamo ottenuto, credendo fino in fondo che le macchine non debbono lavorare solo di giorno ma anche di notte. Dopo l'accordo raggiunto tra Salvini e Berlusconi, il Carroccio Veneto deve fare i conti con i fittiani che invocano il cambio di rotta tra gli azzurri, tensioni e fibrillazioni che rischiano di ripercuotersi sulla coalizione che punta al secondo mandato di Zaia, che intanto getta acqua sul fuoco. Qui c'è un'ottima intesa, un'alleanza che si è chiusa, positiva e soprattutto una conferma di 5 anni di buona amministrazione che verranno confermati anche nei prossimi 5 anni. Ma intanto quella di quest'anno rischia di trasformarsi in una delle più accese competizioni elettorali, che il Veneto ricordi, tensioni interne ai partiti che hanno già spaccato la Lega Nord e che ora tengono sulla corda anche l'alleato Forza Italia.